Noi oggi stiamo contando tantissimi casi, anche ieri oltre 1000, però la ricaduta in termini di gravità di malattia è assolutamente diversa. Eccolo l'impatto della variante Omicron nel veneziano. Nei dati dei positivi che partono da luglio, la colonnina si impenna in maniera impressionante in questi ultimi giorni. In quest'altro grafico, che prende in considerazione tutta la pandemia, la striscia arancione dei contagi raggiunge il picco dei momenti peggiori. Ma come si vede, l'azzurro dei ricoveri e il rosso delle terapie intensive rimane incommensurabilmente più basso rispetto ad allora. L'anno scorso in una settimana andavamo a contare, nella settimana di Natale purtroppo abbiamo contato oltre 140 morti. Questa settimana purtroppo ne abbiamo contati 24, però i numeri fanno la differenza. Vuol dire che il vaccino c'è, si fa sentire e difende la gente. Il picco dei contagi di questa nuova ondata dovrebbe essere raggiunto attorno al 10 gennaio. Solo tra poco, peraltro, considerando il periodo di incubazione del virus, si potrà capire l'incidenza di pranzi, cene e cenoni di Natale, con l'attenzione già puntata a ciò che potrebbe accadere nei festeggiamenti di fine anno. Se non in casa, stare attenti e magari utilizzare quelle norme che abbiamo sempre sottolineato, quindi quello distanziamento sociale inteso come gruppi che si conoscono, non feste così da sballo e soprattutto mascherina dove si deve, lavarsi le mani, ma è soprattutto un senso di responsabilità, un senso civico che non guasta.